non c'è una guerra tra nessuno, noi siamo assieme. Italia! 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 Ma guarda anche lavorare. Questa è una cosa che senza tutto questo aspettare il ricordo del Madonna. Dunque non bisogna creare false aspettative di violenze delle straniere o guerre per culture, semplicemente è stato questo fatto che poteva capitare a chiunque. Noi non abbiamo paura di loro, ma neanche voi dovete aver paura di loro! Questa è la nostra città, questa è la nostra patria, questa è la nostra nazione! Da pace, in memoria di Walter, giustizia, giustizia, giustizia! Fratelli d'Italia! L'Italia! Vedetta! Vedremo! Vigilio! Secinta! La terra! Per una cultura di tolleranza, fratellanza, fratellanza, fratellanza! Per il nostro Walter, per il figlio di Walter, per Colombia, per l'integrazione delle persone di culture diverse, solidarietà, solidarietà, solidarietà. E poi vi diranno che siamo noi i cattivi, eccoli! I soliti fascisti, i soliti razzisti, ma non siamo noi a delinquere a Udine, non siamo noi a compiere tutto quello che avviene in queste strade. Un nostro fratello ha sbagliato, noi chiediamo scusa a tutta la vostra comunità, anche alla famiglia di Walter. Vi siamo solidali e vi saluto a nome di tutti gli stranieri, musulmani compresi che lo pensano come me. Tutto quello che avviene in queste strade non c'era fino a 10 anni fa, l'hanno portato loro e tutti quanti lo sapete, ma non avete il coraggio di raccontarlo, non avete il coraggio di dire quello che pensate e vengono qua e pensano di dettare legge e pensano di comandare. In realtà sono dei vigliacchi che se ne prendono con gli anziani e con le nostre donne. Integrazione col tessuto friulano e con tutte le altre culture, noi siamo aperti e adesso è il momento di essere uniti per la memoria di un nostro connazionale.